Il mio antifurto può essere disattivato? Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi vorrei parlare di una curiosità più che di un tecnicismo, ma è una curiosità che almeno dal mio punto di vista, quando la trovo in un giornale, in un articolo, anche online, mi fa sempre sobbalzare, cioè è una cosa che non si può leggere veramente, non è l'informazione corretta che dovrebbe passare verso l'utente. E mi riferisco al fatto che spesso si legge l'antifurto è stato disinserito, oppure i ladri hanno disinserito l'antifurto. Nella stragrande maggioranza dei casi non è così. Magari il ladro, per fare quel furto, ha semplicemente schiumato la sirena, ha semplicemente eluso un rilevatore, ma non ha disinserito l'impianto d'allarme. Lo dico perché innanzitutto i ladri non sono così stupidi. Ci sono tecniche molto meno complesse da mettere in atto che disinserire un impianto di allarme. Disinserire un impianto di allarme, credimi, non è un'operazione semplice e non è come nei film che ti fanno vedere che ponticellano il filo rosso col filo verde della tastiera e disinseriscono l'allarme. Non funziona così, innanzitutto perché all'apertura della tastiera ho già fatto scattare l'allarme, quindi non ho il tempo materiale poi per andarlo a disinserire. Ma anche se fosse, quando scollego la tastiera ho provocato un altro allarme, perché se la tastiera è una periferica intelligente e quindi su bus, ho provocato un guasto e quindi la centrale si è accorta, se non dell'allarme di apertura, si è accorta del guasto che ho provocato. Ma anche se non si fosse accorta del guasto, quando ponticello i fili ho provocato un corto, se non sull'alimentazione, sulla linea bus RS485, quindi tutta questa cosa del disinserimento non torna. Sono parole scritte normalmente da non addetti ai lavori e ci sta, ma vengono utilizzate, ahimè, in modo improprio. Ripeto, nessun ladro è così stupido da mettersi a cercare di disinserire un impianto di allarme quando può semplicemente cercare di eludere le tecnologie che utilizza l'impianto di allarme per rilevarmi l'ingresso, l'intrusione da parte di estranei a impianto inserito. Quindi amici giornalisti, iniziamo a scrivere le cose come dovrebbero essere scritte e amici che leggete quegli articoli, non dovete credere a tutto quello che scrivono. Spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere anche in questo video. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!